Degli irresponsabili, il virgolettato. Ancora tensioni all'indomani della fine dei giochi di guerra di 3 giorni su vasta scala, decisi in risposta all'incontro di Los Angeles tra la presidente di Taipei, Tsai Ing-wen, e lo speaker della Camera statunitense Kevin McCarthy. La preoccupazione di Tokyo, scrive l'agenzia ANSA in primo piano in questo momento. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato alle 11 ora locale, le 5 di stamani in Italia, un totale di 26 jet militari e 9 navi da guerra cinesi intorno all'isola, all'indomani della fine dei giochi di guerra di 3 giorni su vasta scala, decisi in risposta all'incontro di Los Angeles tra la presidente di Taipei e lo speaker della Camera americana. La Cina dunque ha inviato aerei militari che hanno attraversato la linea mediana dello stretto di Taiwan da nord, centro e sud, ha comunicato il Ministero taiwanese della difesa. La presidente di Taiwan ha intanto criticato la Cina per il comportamento definito irresponsabile in merito alla 3 giorni di giochi di guerra che hanno portato l'isola ad essere accerchiata, in base alle simulazioni che hanno previsto attacchi simulati su obiettivi strategici. In qualità di presidente rappresento il mio paese nel mondo, ha scritto la presidente di Taiwan su Facebook nella notte. Le visite all'estero, comprese le tappe negli Stati Uniti, non sono nuove. Sono ciò che la gente si aspetta, ha detto la presidente di Taiwan. Tuttavia, la Cina sta usando le manovre militari per l'instabilità a Taiwan e nell'area. Non è un atteggiamento responsabile di una potenza regionale. Il tutto dopo l'incontro fra Macron e Xi Jinping, come non pochi sottolineano, mentre tra le altre notizie di primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, ripresi gli sbarchi e i naufragi verso l'Italia, oltre 3.000 migranti sono arrivati in poche ore, in pochi giorni, 2 imbarcazioni a sud-est della Sicilia, 1.700 in 48 ore a Lampedusa. Insomma, un flusso inarrestabile di migranti verso l'Italia. Terzo titolo dell'agenzia ANSA di stamani, sale a 6 morti il bilancio della sparatoria di Louisville negli Stati Uniti. Migliora ancora, ma il dottor Zangrillo ha detto che per il momento non può alzarsi. I fan da Lecce e dalla Calabria fuori dall'ospedale anche a Pasqua per manifestare la loro vicinanza a Berlusconi, e poi la polizia che compie 171 anni. Auguri di Mattarella e di Meloni. La Russia fa sapere nessuna ipotesi di tregua bellica per la Pasqua ortodossa. Intanto Bakhmut sta cedendo, sta diventando russa. La ritirata ucraina, i filorussi controllerebbero il 75% di questo che è stato definito come una trincea fondamentale, Bakhmut. Il portavoce del Cremlino, Peskov, dice sta con l'Ucraina direttamente e indirettamente. Mosca rafforza la difesa aerea contro la Finlandia nella NATO. Respinti, fa sapere l'Ucraina, 58 attacchi russi nelle ultime 24 ore, ma Bakhmut sta crollando. In mano russa, Biden firma la legge che mette fine all'emergenza Covid, tutte le norme cesseranno a partire dall'11 di maggio e poi, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, prevedo di ricandidarmi per le elezioni del 2024. Torniamo all'Italia, la crescita economica 2023 l'1%, il deficit verso il 4,5% e poi la cronaca, cameriere pestato al ristorante Maffei a Verona, scene da Far West, dice un testimone, il cameriere pestato, picchiato, aveva difeso un collega. Poi c'è la cosa del Dalai Lama che chiede a un bimbo succhiami la lingua e poi si scusa. Il Dalai Lama si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sulle labbra e gli chiede di succhiargli la lingua, letteralmente. Infine, bestemmie alla processione del Venerdì Santo. È accaduto nel Frusinate, ragazzi ricercati, i carabinieri stanno visionando le telecamere. Melania è tornata con Donald Trump e il suo Donald in pubblico dopo l'incriminazione per il pranzo di Pasqua. A Marsiglia 6 corpi recuperati nel crollo di un palazzo. E infine la salma di Parini attesa in Italia, è stato ucciso dall'auto a Tel Aviv. L'aereo lo riporterà in Italia. La salma di Alessandro Parini, 35enne, ucciso nell'attentato di venerdì sul lungomare di Tel Aviv. Arriva all'aeroporto di Ciampino intorno alle 14. Nel frattempo andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da
Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, la pace che manca, le parole del Papa a Pasqua, il salvataggio per 2000 migranti, sono diventati 3000 nel frattempo, ma un altro naufragio a Malta, 18 dispersi, e poi la questione delle nomine nelle società statali, i rinnovi degli incarichi nelle 135 società della galassia pubblica, a partire dalle 5 più grosse. Le liste sono attese entro giovedì, si punta a chiudere domani. Il partito della Premier Meloni vuole un amministratore delegato di Enel al posto di Starace e l'ex ministro Cingolani alla guida di Leonardo Finmeccanica per sostituire Alessandro Profumo. Poi c'è la Lega che all'ENI punta almeno alla presidenza. Peraltro pare certa all'ENI la conferma di Descalzi come amministratore delegato, scrive il quotidiano Avvenire. Il Corriere della Sera decide di aprire la sua prima pagina invece sui temi di politica internazionale, sulla Cina e le prove di guerra a Taiwan, confermate dalla notizia d'apertura dell'ANSA che abbiamo letto prima. Cresce la tensione nel Pacifico occidentale. Mezzi e soldati della Cina hanno di fatto circondato Taiwan per un'azione dimostrativa. Navi e aerei cinesi si sono mossi per una esercitazione, ma le munizioni impiegate sono vere, ha detto il Ministero della Difesa di Taiwan. La Cina conferma simulati attacchi su obiettivi importanti. Siamo pronti alla guerra in qualsiasi momento, dicono i cinesi. Siamo pronti alla guerra. Questo 2023 butta proprio bene. Russia-Ucraina, il caso Macron dopo la visita a Xi Jinping, e poi un Macron che dice: non possiamo essere vassalli di nessuno, neanche degli Stati Uniti. L'Europa deve ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, evitare di farsi trascinare nello scontro tra Cina e Taiwan. Stia fuori l'Unione Europea dalla questione Cina-Taiwan, dice Macron. La chiama autonomia strategica, questa strategia appunto Macron, perché noi non siamo vassalli di nessuno. Nel frattempo i direttori dei principali quotidiani italiani chiedono ad Alexei Paramonov, nuovo ambasciatore russo in Italia, la liberazione del reporter del Wall Street Journal Ivan Gershkovich. L'appello è sottoscritto da Luciano Fontana, Corriere della Sera, Claudio Cerasa, Foglio, Massimo Giannini, Stampa, Maurizio Molinari, Repubblica, Agnese Pini, Quotidiano Nazionale, Massimo Martinelli, Messaggero. Sulle nomine abbiamo già visto prima, ecco le liste, la scelta di Meloni, il ruolo di Cingolani, Berlusconi migliora, cauto ottimismo, e poi un'intervista di Ferruccio Pinotti al promotore di giustizia del Vaticano, il magistrato Alessandro Diddi. Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, Papa Francesco vuole che emerga la verità. Dalle denunce della famiglia indagherò ad ampio raggio, annuncia il procuratore del Vaticano. Le gite e le vacanze italiane, le città in tilt per la folla, da nord a sud, dal mare alla montagna, tra Pasqua e Pasquetta, record di presenze in tutte le città d'arte, scrive il Corriere della Sera. Venezia, Firenze, Roma e Napoli. E migliaia si sono riversate ai laghi e alle Cinque Terre. Resse a Portofino e Santa Margherita Ligure, autostrade in tilt fino a tarda sera. L'Italia scoppia di turisti. Evviva! Il bacio, la lingua, il Dalai Lama che si scusa. Stasera ne parlerà anche Antonino Danna in Zoom con Don Fortunato Di Noto, esperto di pedofilia. Sembra anche il caso. Lui dice che scherza, però insomma era una roba schifosa, comunque in ogni caso la si giri. Credo, poi c'è il neonato abbandonato, Enea, appello alla mamma, può ripensarci. Se la mamma di Enea ci ripensa, siamo qui per aiutarla, dice il medico che ha soccorso il neonato abbandonato a Pasqua nella culla della vita di Milano. Questo sul Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Apertura sulla scena internazionale, gli Stati Uniti parlano di forze ucraine ormai disperate e Macron si sveglia, basta fare i vassalli. Se Putin usa l'aviazione può arrivare a vincere, scrive il New York Times, ma c'è chi spera in un depistaggio. Nel frattempo la Francia di Macron rompe il fronte della NATO e Biden vuole ricandidarsi. Tra le altre questioni, le nomine, Meloni piglia tutto, Cingolani va a Leonardo, Finmeccanica, Salvini contro Meloni, vietato investigare regioni e vaccini per la commissione sulla Covid, e Palazzo Chigi non risponde sul caso della deputata incinta. Silvestri incontrò la Premier e poi scrisse al Corriere della Sera la famosa lettera per dire:
che il papà del bambino di cui lei è incinta è il suo compagno e non un potente di Fratelli d'Italia. La storia ha tenuto banco e continua in qualche modo a tener banco. Mentre dati europei, scrive il Fatto sopra la testata, un giovane italiano fra i 15 e i 27 anni su 4 rischia la povertà. La media europea è del 17%, 8 punti più bassa. Ma il governo Meloni ora risolve tutto cancellando il fantastico, meraviglioso, insuperabile, eccellente reddito di cittadinanza by Giuseppe Conte. Il commento di Marco Travaglio: dire straits, cioè le cose vanno molto male, sono cattive acque, roba brutta per la guerra in Ucraina, per gli ucraini, per i russi invece le cose vanno bene. Dire Straits non è solo un gruppo rock, è la situazione delle truppe ucraine secondo un cablogramma del Pentagono finito online. Letteralmente, scrive il New York Times, condizioni più disperate di quanto il governo ucraino riconosca pubblicamente. Dal Fatto Quotidiano passiamo alla prima pagina de Il Giornale. In taglio alto l'ottimismo su Berlusconi, miglioramento costante, il bebè abbandonato, commento nell'articolo di fondo di Valeria Braghieri, gli invisibili all'ombra del benessere. A Milano c'è una moderna ruota degli esposti, se la sono dovuta inventare al Policlinico in pieno centro nel 2007. È già stata usata 3 volte e 3 volte sono tantissime. A me non pare, però in ogni caso al giornale gli pare così. Mentre la bomba di Pasqua, caos immigrazione, 2000 arrivi in poche ore, sono già 3000, il Viminale parla di stato d'emergenza. Un'intervista di Fausto Biloslavo all'ammiraglio De Felice, la vedremo tra poco, ne sbarcheranno almeno 250.000, dice l'ammiraglio. Sumaoro inchiodato sapeva dei bambini senza acqua. Anche qui un'intervista di un collaboratore del deputato con gli stivali che racconta cose turpi del soggetto medesimo. Stradifeso invece vedremo Sumaoro sul Riformista di Sansonetti. Volgarità al bambino da parte del Dalai Lama, succhiami la lingua, stavolta il Dalai Lama disgusta il mondo, scrive il giornale in prima pagina. Il silenzio della sinistra per lo stupro alla festa del PD, tacciono Schlein e le femministe. Lo scorso settembre una ragazza di 15 anni viene accerchiata e violentata da un gruppo di giovani. Succede alla festa del PD a Bologna. Eppure neanche una voce di indignazione si è levata da sinistra, scrive il giornale in prima pagina. Ci sono anche i preti esorcisti che cercano di fermare la guerra in Ucraina, raccontati in un libro di Fabio Marchese Ragona, di cui si pubblicizza a pagina 16 del giornale il contenuto. Ora Macron fa l'anti-americano, l'Europa non sia vassalla dell'America. Anche sul giornale la posizione anti-statunitense del presidente francese. Il quotidiano nazionale, giorno Nazione e Resto del Carlino, si occupa del piccolo Enea. Il professor Fabio Mosca, direttore di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano, in prima pagina. A Milano una mamma lascia il figlio nella culla per la vita. Il biglietto: gli voglio bene ma non posso più occuparmi di lui. Per amore di Enea si muove il professor Mosca e appunto il Policlinico. Mentre si allontana la riforma delle pensioni. Oggi il governo presenta il documento di economia e finanza, il DEF. La linea scelta: prudenza, rigore, crescita all'1%, deficit al 4,5%. Con questi numeri sfumano quota 41 e la flessibilità in uscita a partire da 62 anni, cioè si allontana la riforma in senso di allargamento delle possibilità di andare in pensione. Freno a mano tirato anche sulle tasse. Dobbiamo stare cauti sia sulle pensioni sia sull'abbassamento delle tasse, scrive il Quotidiano Nazionale. Dal Giorno al Mattino, il Mattino di Napoli mette in prima pagina una questione che riguarda la sanità: via dal sud, fuga dei bambini verso le cure migliori, sia la depenalizzazione degli errori medici, l'ordine dice fermerebbe l'esodo dei sanitari. Due questioni diverse messe in prima pagina. Curarsi nella propria regione può essere un lusso se si vive al sud o nelle isole. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, le regioni che attraggono più pazienti, ed è un vero e proprio esodo quello che riguarda i bambini ammalati. Un terzo dei bambini, piccoli pazienti del sud, verso gli ospedali di Roma, Genova, Firenze. Il costo della migrazione sanitaria dal mezzogiorno, dove risiede circa il 35% dei pazienti più piccoli, verso le altre regioni è stato di 103,9 milioni.
E sulla depenalizzazione del reato per gli errori medici, il presidente della Federazione Nazionale Ordini Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, dice: è un primo grande passo perché si possa avere maggiore attrattività nella nostra professione. Dal mattino passiamo al Tempo di Roma, l'apertura con un virgolettato: stato d'emergenza per gli sbarchi continui. Il Viminale, il Ministero dell'Interno, sarebbe favorevole a varare lo stato d'emergenza, il mitico stato di emergenza che ci tenne compagnia nei tempi della Covid, per tamponare questa volta l'immigrazione ormai fuori controllo. Da venerdì 3.200 i profughi arrivati dalla Tunisia, l'invasione non si ferma. Guardia costiera instancabile. Lampedusa vicina al collasso, accuse a Malta che non interviene. Migliora Berlusconi, cauto ottimismo, ha detto il medico Zangrillo, con la vignetta di Osho che raffigura Berlusconi che dice: volevo uscire domenica, ma mi sembrava un po' banalotta. In effetti ha spopolato sui social, ha spopolato sui meme via chat e WhatsApp e compagnia bella l'immagine di Berlusconi che se ne esce dalla grotta risorgendo domenica, eccetera, eccetera. A me sembrava un po' banalotta pure a me. In ogni caso, il governo a testa bassa sul DEF, l'abbiamo visto, il documento di economia e finanza, PIL stimato a più 0,9%. Il ministro Abodi al lavoro per il futuro di sport e salute, è la fondamentale notizia di prima pagina sul Tempo di Roma, e poi boom di presenze nei musei aperti voluti da San Giuliano, il ministro della cultura. Ponte sullo Stretto domani in aula alla Camera. Passaggio chiave per la realizzazione dell'opera fortemente voluta dal ministro Salvini, che vede le opposizioni in fibrillazione. Domani si arriva alla Camera col ponte sullo Stretto, alla Camera dei Deputati naturalmente. Si discuterà la pregiudiziale sulla decretazione d'urgenza presentata dal Movimento 5 Stelle. Il Verde Bonelli intanto annuncia un esposto alla Corte dei Conti per chiedere dove il leghista prenderà i soldi per il ponte sullo Stretto di Messina. Dal Tempo di Roma andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Ci arriviamo, forse ero speranzoso di arrivarci e prima o poi ci arriveremo. Repubblica mette in prima pagina, lo vediamo dopo, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione sempre più invadente sull'Italia a garanzia di una giornata che risulterà prevalentemente soleggiata. Al mattino i cieli si presenteranno sereni sulla maggior parte del paese, ma soprattutto al nord e sul medio e alto versante tirrenico. Lievi disturbi con qualche isolato addensamento quasi esclusivamente sul medio Adriatico e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio bel tempo ovunque salvo nubi sulle Alpi di confine e localmente sulle regioni adriatiche. Temperature massime in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Leonardo Sciascia. Come dovrebbero essere i funzionari dello Stato?
1981. Li vorrei appunto integerrimi, onesti e intelligenti anche. La mia idea è quella di uno Stato liberale abbastanza forte. Gli imbecilli ritengono per certe posizioni che io ho assunto sul caso Moro, sul caso D'Urso, che io sia contro lo Stato. Anzi, mi attribuiscono addirittura uno slogan, né con le Brigate Rosse né con lo Stato, che io non ho mai detto. Semmai il mio slogan sarebbe questo: contro le Brigate Rosse e contro questo Stato, non lo Stato. Io lo Stato lo vagheggio, nei miei libri c'è sempre un rappresentante dello Stato. Sì, appunto. Che è onesto, che è integerrimo e che è anche intelligente. Come ne esistono, di fatto, come ne esistono. Come ne esistono di fatto, ma sono così isolati. L'ingranaggio in cui stanno è diverso. E allora ritorniamo in onda e chiediamo subito a Sara Garino qual è l'argomento del suo talk alto mare di quest'oggi dalle 12 alle 13, poi vediamo anche il resto per sommi capi della programmazione della radio e l'argomento mi pare che sia quello con cui apre anche l'agenzia ANSA di stamani e la prima pagina del Corriere che abbiamo visto prima, cioè la questione Taiwan-Cina. Buongiorno Sara. Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Proprio così parleremo delle tante partite geopolitiche aperte sullo scacchiere mondiale, in primis e soprattutto quella che hai citato tu, Giulio, di Taiwan. Lo faremo con Eugenio Capozzi, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, per un excursus davvero a 360 gradi. Taiwan, abbiamo detto, Cina ovviamente, reazione degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, ma anche immancabilmente la questione della guerra in Ucraina, con il ruolo che dovrà giocare l'Europa in tutto questo, tra protagonismo francese, aggressività economica tedesca e naturalmente il ruolo dell'Italia. Bene, allora appuntamento alle ore 12 con Sara Garino. Grazie Sara, a più tardi. Grazie a te Giulio, buon lavoro. Peraltro non perdetevi poi alle 14.30 Mal, proprio lui, quello dei Primitives, con Sammy Varin, che prima si occupa però di questioni pesanti, droga, carcere, percorso di rinascita, e poi la leggerezza di Mal dei Primitives, 14.30, roba fresca, mentre vi segnalavo prima il drive time in mezzo ai fatti di Antonino Danna, la puntata di Zoom di oggi che si occupa del bacio del Dalai Lama ad un bambino con Don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore dell'associazione Meter, da anni in prima linea nella difesa dell'infanzia. E si parla peraltro anche di Gaia Aulenti lungo la puntata di Zoom. Edoardo Montolli alle 19.05, fronte del blog. Per quanto concerne invece la mattinata, alle 10.40 Pierluigi Pellegrin, che come al solito tripartisce la puntata di Oltre la pagina con Alfonso Piscitelli, scrive su Atlantico Quotidiano, insegna storia e filosofia, 500.000 di followers, di casa al Cremlino, amico di Yevgeny Prigozhin. Tutto ciò non è bastato al blogger Vladen Tatarsky per evitare l'attentato che gli è costato la vita. Questo l'argomento della conversazione con Alfonso Piscitelli alle 11. Alle 10.40 invece Francesca Musacchio, direttore OFCS Report, collaboratrice de Il Tempo, che si occupa sostanzialmente del caso Cospito, dalla tragedia alla farsa. E poi ancora tra gli ospiti di Pierluigi Pellegrino alle 11.35 Cristoforo Di Tella, giornalista, imprenditore, per una carrellata di incontri, le mie storie da inviato, una vita da protagonista, davvero interessanti. Non perdetela. Intanto torniamo alla rassegna stampa in senso stretto. Eravamo rimasti dove? Alla prima pagina di Repubblica, eccola qua, scacco al Pentagono, i documenti segreti trafugati, le spie russe riescono a ottenere decine di dossier top secret, gli ucraini ora devono cambiare i piani della controffensiva, per gli Stati Uniti un danno grave.
L'ex CIA Volker, l'ex capo della CIA americana, dice è opera di una talpa interna e Mosca vuole demoralizzare l'Ucraina e dividere gli alleati. Così racconta Repubblica in prima pagina. Scacco al Pentagono, documenti segreti degli Stati Uniti trafugati in Russia. Primo piano ancora su Repubblica, le Cinque Terre non sono Disneyland, l'assalto dei turisti alle Cinque Terre nel giorno di Pasqua e lo scrittore Maggiani che lo commenta sconsolato. Ma c'è anche un'altra vicenda, un'altra questione anzi interessante in prima pagina su Repubblica. L'Italia sta dando il via alla mappatura dei siti per le materie prime, le terre rare cosiddette, dal litio al cobalto. Abbiamo un tesoro che abbiamo dimenticato in Italia. Si iniziano a mappare i siti per le materie prime critiche, fondamentali e per le terre rare, indispensabili per la transizione energetica, dalle turbine eoliche ai pannelli fotovoltaici alle batterie delle auto elettriche. La decisione arriva dal tavolo tecnico materie prime critiche, coordinato dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da quello dell'Ambiente. Il ministro Urso dice a Repubblica: su materie prime e chip dobbiamo essere indipendenti. Lasciamo Repubblica e andiamo alla consorella, La Stampa di Torino. Apre la sua prima pagina La Stampa con le nomine, Meloni piglia tutto, con l'annuncio di Biden mi ricandido nel 24, con il Papa e Satana, fate attenzione ai diavoli educati, ha detto il Papa parlando di demonio e di esorcismi, state in guardia. Quando ero arcivescovo a Buenos Aires, ha detto Francesco, ho avuto diversi casi di persone venute da me dicendo di essere indemoniate, ma solo 2 o 3 erano realmente vittime di possessione diabolica, ha detto Papa Francesco. Invece ho pagato la santona, era una trappola perfetta. L'apparizione e la sparizione, in questo caso, della santona di cui si è tanto parlato in queste settimane. E c'è gente che gli ha dato fior di soldi alla santona. Con ciò lasciamo la prima pagina della Stampa, andiamo a vedere anche La Verità di Maurizio Belpietro. L'apertura è dedicata, titolo principale, al mistero dei morti in eccesso. Di cosa si parla? Una approfondita ricerca condotta sui numeri dell'Istat, di Eurostat e dell'Ocse. Preoccupante aumento delle morti negli ultimi 2 anni in quasi tutti i paesi occidentali. Il clima non c'entra, il fenomeno è costante nei mesi a ogni latitudine e non è legato alla mancata prevenzione. Colpiti anche i giovani. Chiesti dati distinti per status vaccinale, sottolinea La Verità. Lì bisogna andare a parare. Vaccini e dintorni, un eccesso di morti anomale che non può essere spiegato col clima come vorrebbe l'Istat, perché spalmato lungo tutti i mesi dell'anno è riscontrabile non solo in Italia ma in altri paesi, ad altre latitudini. E quel che emerge da uno studio commissionato dall'Associazione Umanità e Ragione, basato su fonti istituzionali. Il rapporto è stato inviato al Governo, alle Camere, all'Istituto Superiore di Sanità, all'Agenzia del Farmaco, AIFA, sollecitati a fornire finalmente i dati della mortalità distinti per status vaccinale e in modo chiaro, per esempio abolendo la prassi di classificare tra i non vaccinati i morti che avevano ricevuto il vaccino meno di 14 giorni prima. Per il ministro della Salute Schillaci è un'occasione d'oro per fare ciò che non ha mai fatto il suo predecessore Speranza, ovvero seguire la scienza, quella vera, analizzando i dati con libertà, senza preconcetti. In taglio alto però c'è l'articolo di Giacomo Amadori che chiama in causa lo sprecone Nicola Zingaretti, pregiudicati, mafiosi, kosovari e aziende fasulle, il circo in cui Zingaretti ha buttato 11 milioni pubblici. Abbiamo ricostruito il retroscena della truffa delle mascherine a proposito della Covid. Tra il giallo e la farsa per l'ex governatore del Lazio Zingaretti e già segretario del PD. La catena di Sant'Antonio si dipana da Roma al Veneto alla Toscana attraverso Londra e Praga. Unica garanzia, tra virgolette, per l'incauto acquisto della regione Lazio, 79 automobili nelle mani di malavitosi dell'agro nocerino. Nel pasticciaccio delle mascherine mai arrivate alla regione Lazio, abbiamo incrociato anche un giovanotto di nome Arsenio, non il ladro gentiluomo Arsenio Lupin, ma altrettanto sfuggente. La verità è che dietro alle notizie finora emerse,
Sulla sola presa dalla giunta Zingaretti ci sono retroscena per cui non basterebbe un libro, scrive Giacomo Amadori in prima pagina. La truffa delle mascherine, dei bavagli di Zinga, spuntano un falso avvocato, un pluripregiudicato. Abbiamo ricostruito i retroscena del raggiro, costato ben 11 milioni alla regione Lazio. La pista dei soldi da Praga porta in Campania e Toscana. Compare la mafia kosovara, riassume La Verità, ma il pezzo è foltissimo e copre tutte le pagine 4 e 5 della Verità di stamani. Pregiudicati, mafiosi kosovari, aziende fasulle, il circo in cui Zingaretti ha buttato 11 milioni di euro. Tra un mese, scrive Maurizio Belpietro, Conte Giuseppi avvia l'operazione anti-Schlein quando molte città andranno al voto alle amministrative. Tra un mese il nuovo test per Elly Schlein, ma anche per Giorgia Meloni sulle amministrative, scrive Belpietro. Dopodiché c'è la direttrice d'orchestra amica di Giorgia Meloni, Beatrice Venezzi, crede in Dio e nella famiglia e per gli antifascisti va bandita dai teatri, scrive Marcello Veneziani. A centropagina Claudio Antonelli, Camilla Conti, con la terza via di Macron cadiamo dalla padella alla brace. Smarcarsi dagli Stati Uniti non può significare finire vassalli dei cinesi. Un'intervista Politico e il caso delle censure a opera dell'Eliseo. Il piano di Macron, una terza via anti-americana, rischia di trasformarci in vassalli della Cina. La Cina punta a sfilarci competenze tecnologiche sullo spazio per espandersi a livello globale. È giallo sulle frasi censurate dalla presidenza francese, l'Eliseo al presidente Macron nell'intervista alla testata Politico. Paolo Del Debbio si occupa di pale e pannelli contro il turismo, l'ultimo bivio avvelenato del PNRR, la protesta delle regioni del sud, scrive Del Debbio in prima pagina. Pale e pannelli solari contro il turismo, è l'ultimo bivio del PNRR, sud contro nord per le compensazioni sulle installazioni, colpa dell'Europa che non vede quanto è diversa l'Italia, sottolinea La Verità. A chiudere, gli sbarchi non finiscono mai, 3.000 in 3 giorni, tanti salvataggi della Guardia Costiera e Lampedusa scoppia, si va verso la proclamazione dello stato d'emergenza come vorrebbe fare il Quirinale, il Viminale, il Ministero dell'Interno. E infine la richiesta indecente, schifosa del Dalai Lama al bambino, succhiami la lingua. A chiudere la prima pagina della Verità di stamani. E con ciò lasciamo La Verità, andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che apre con questa questione dello stato d'emergenza, appunto. Caos immigrazione, migliaia di sbarchi in poche ore, servono poteri speciali, stato d'emergenza, non più per la Covid, ma per l'immigrazione. Il governo prepara l'ordinanza, c'è l'ok del Viminale. Sfascia Italia, la CGIL vuole uno sciopero a settimana. Flavio Briatore racconta ad Ohoara Borselli che Silvio Berlusconi non ha eredi, al paese serve lui, con la L minuscola peraltro perché è modesto. Il futuro dell'Unione Europea passa da Giorgia Meloni, gli equilibri a Bruxelles, l'editoriale di Fausto Cariotti, a centropagina. Il responsabile diritti di Elly Schlein nel PD, Alessandro Zan, diceva dei bimbi aiutiamoli a diventare trans, ricorda Tommaso Montesano. Infine, sempre dalla prima pagina di Libero, culle vuote, guardiamo il lato positivo se crolla la natalità. Il commento è firmato da Vittorio Feltri, a pagina 16. Le culle vuote sono una benedizione, una lettura controcorrente dei dati sul calo delle nascite in Italia. Da mesi ci sono articoli allarmistici sul calo delle nascite, scrive Vittorio Feltri. Si arriva a dire che fra mezzo secolo la penisola sarà abitata solo da vecchi bacucchi come me. In sé la cosa non è importante, non sarò più al mondo fra 50 anni, me ne andrò al cimitero molto prima. Però, come ogni previsione negativa, anche la denatalità, vissuta come annunciatrice di catastrofi, suscita la mia curiosità. Mi affretto a dichiarare che secondo me il calo della popolazione non è una sciagura, anzi può avere risvolti benefici sul benessere della nazione. Alle prese, stando ai commentatori pessimisti, con una preoccupante disoccupazione, miseria e straripante immigrazione. Ovviamente meno gente circola in Italia, più facile sarà per i superstiti trovare lavoro e casa.
dato che calando la richiesta di abitazioni gli immobili costeranno di meno. Si dice giustamente che le culle vuote provocheranno un invecchiamento dei connazionali. Sicuri che sia un guaio? Di norma gli anziani sgobbano più e meglio dei giovani. Sarà sufficiente mandare la gente in pensione a 70 anni anziché 64 o 66 per colmare il disavanzo probabile della previdenza sociale. Negli stabilimenti serve personale che abbia capacità di manovrare le tecnologie. Più che dei muscoli, le aziende necessitano dei cervelli. Il futuro, con un basso numero di bebè, non è tetro come i menagramo suppongono. Aggiungo che, se attualmente i bambini sono pochi, la causa è dovuta a problemi da sempre trascurati. Gli sposi sono obbligati, per ragioni di bilancio, a occupare alloggi molto piccoli. I bilocali sono i più ambiti, perché la pigione è accessibile a chi ha un reddito modesto. Ovvio però che in un quartierino ridotto all'osso si può al massimo ospitare una creatura. Se ne hai due, dove metti a dormire la seconda? Attualmente quasi tutte le donne maritate hanno un impiego, per cui non sono in grado di accudire la prole. Vengono costrette a portare il figlio all'asilo nido. La retta è molto alta, ammesso di riuscire a trovare un posticino. E allora, come si può pretendere che le famiglie odierne mettano al mondo 3 o 4 eredi? Ulteriore osservazione, scrive Feltri. Se una signora la mattina si alza presto per recarsi in ufficio, la sera rientra alle 18, non è attrezzata per servire più di un fanciullo, perché è affaticata. Perfino un cretino deve rendersi conto che se le culle sono vuote, ciò dipende dall'organizzazione sociale, non dall'egoismo delle persone. Infine, è doveroso segnalare che in questa fase storica ragazzini e giovinetti ne combinano di tutti i colori. Si drogano e si sbronzano più dei carrettieri della mia epoca. Una movida ogni sera, si dividono in gruppi, confliggono, si scambiano violenze, prendono d'assalto le discoteche che anni fa nemmeno esistevano, per fortuna. Ovvio, conclude Feltri, che nessuna coppia decente aspiri ad allevare deficienti che si azzuffano e spesso si accoltellano. Per non parlare degli studenti che recentemente hanno preso a imitare i loro antenati del 68 che misero la patria a soqquadro, accoppando magistrati e giornalisti. Affidarsi alla gioventù per migliorare la situazione nazionale, conclude Feltri, è velleitario. Vale il motto: meno siamo, meglio stiamo. Le culle vuote sono una benedizione, conclude Vittorio Feltri in prima pagina e a pagina 16 di Libero. Sempre su Libero c'è da segnalare 100 euro a chi ha voti alti, ma gli studenti sono in rivolta. Questo dà ansia. Sul sito della Fondazione IUM c'è su questo un bel commento del professor Luca Ricolfi, poi lo vedremo. L'ansia degli studenti. La protesta dell'Associazione degli Scolari, racconta Francesco Specchia. Gli studenti fanno guerra al merito, rivoluzione dei somari. Una scuola di Padova decide di attribuire un bonus di 100 euro ad alunni con una media superiore al 9. I ragazzi di sinistra si ribellano, ci schiacciano con la competizione. Peccato che si dimentichino anche la lezione di Berlinguer, ricorda Libero con Francesco Specchia in prima pagina. Dopodiché abbiamo l'orso maggiore, l'appunto di Filippo Facci. Il più colpevole tra l'orso e il podista che ne è stato vittima è l'immaginario di quest'epoca. Ci stiamo arrovellando da giorni sull'unica aggressione mortale di un orso in 150 anni di storia italiana. Solo per vespe, api e calabroni ne muoiono una decina all'anno, ma i giornali mica ci fanno le aperture. Si mitizza l'orso più di ogni altro predatore, seguito dal solito squalo, che fa solo una decina di vittime annue in tutto il mondo. L'ultimo decesso in Italia risale al 2006 e riguarda un migrante al largo di Lampedusa. Però Steven Spielberg ha girato lo squalo, non la zanzara, che pure è l'animale più letale e trasmette malattie mortali a circa 800.000 persone. E neppure ha girato la lumaca, che ne stende 20.000, con la schistosomiasi, che è la seconda malattia tropicale del mondo. Girano i film sui leoni, 22 morti all'anno, e non certo l'ippopotamo che ne schianta 500. Tanto meno vedremo il cane che ne ammazza 35.000. Contano le sembianze e la letteratura che circonda la bestia, ma più di tutto conta la cultura di un'epoca. Oggi salviamo le balene, eccetera, ma Moby Dick era un mostro assassino, peraltro era un capodoglio, e nel Pinocchio di Disney la balena capodoglio la soffocavano, la facevano schiantare. Dopo la zanzara, comunque, l'assassino maggiore è l'uomo.
tra omicidi e guerre, ogni anno stermina circa 475.000 consimili, per cui più che lo squalo Spielberg poteva girare l'uomo, che è il più assassino di tutti, dopo la zanzara. La zanzara è l'animale più letale al mondo, trasmette malattie mortali a circa 800.000 persone. Però l'orso del Trentino fa paura. Lasciamo con ciò Libero e andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia. Siccità, ma di acqua ce n'è un mare, scrive il quotidiano diretto e fondato da Carlo Alberto Tregua. Il governo ha introdotto un regime semplificato per realizzare infrastrutture idriche. Dal Veneto al Piemonte si pensa ai dissalatori, soluzione che in altri paesi, come Israele, ha permesso di fronteggiare i periodi di stress idrico. La Sicilia la sfrutta già da anni per le sue isole minori, sottolinea il quotidiano di Sicilia. Prima pagina c'è anche un altro dato che riguarda la sanità, in questo caso l'autismo. L'Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato il sito dell'Osservatorio Nazionale Autismo con tutte le informazioni sulle attività previste nel fondo autismo. Secondo i dati riportati a marzo di quest'anno, i centri censiti dalle regioni nella piattaforma sono oltre 1.200, di cui 649, il 54% al nord, il 21% al centro, il 25% al sud e nelle isole, scrive il quotidiano di Sicilia, che a pagina 3 si occupa sempre di sanità, diabete in particolare, urbanizzazione e inquinamento sono un mix letale. Vivere nelle città favorisce stili di vita sedentari e inappropriati. Il 15% dei casi è legato all'esposizione allo smog, scrive il quotidiano di Sicilia, che lasciamo per andare a vedere rapidamente anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Banche statunitensi, scatta l'allarme prestiti, credit crunch stretta sul credito in 2 settimane di marzo, riduzione degli impieghi bancari per 105 miliardi. È il dato peggiore dal 1973. Le piccole banche regionali guidano la stretta del credito. Scatta l'allarme prestiti, atteso a Wall Street un nuovo ribasso degli utili trimestrali per le banche. Vuoi vedere che succede qualcosa nel mondo delle banche e non solo? E poi medicina, 15.000 posti, 80.000 candidati, oggi vuoti in organico, poi rischio esuberi, scrive il quotidiano di Confindustria. Mentre, come dicevamo, il riformista di Piero Sansonetti si occupa di un linciaggio, quello del parlamentare Soumahoro. È innocente al 100%, scrive Massimiliano Smeriglio. I colpevoli sono giornalismo e politica. Soumahoro con le vicende della cooperativa Caribou non c'entra nulla. Questo dice la procura di Latina nella conclusione delle indagini. Nulla. Dunque dovremmo aspettarci in queste ore un ritorno di fiamma nei talk e nelle redazioni, una volontà di rettifica, un cambio di registro, una riflessione attenta sulla potenza devastatrice dei processi sommari a mezzo stampa. Diciamo un certo grado di cosciente ripensamento da parte di chi si è adoperato per rovinare la carriera e la vita ad Abubakar Soumahoro, ma non succederà, perché si è prodotta contro di lui una montagna di fango, fake e ossessioni pruriginose sulla vita pubblica e privata di quello che è un parlamentare. Perché tutto questo? La domanda la rivolgo al campo della sinistra in cui milito, scrive Smeriglio, anche perché spesso il garantismo della destra è peloso e orientato a casi specifici e su Soumahoro non hanno fatto eccezione. Povero Soumahoro. Infine vediamo anche il Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, errori medici, basta accanimento penale. Lo promette il ministro Schillaci, depenalizzazione per limitare la medicina difensiva e il boom di prescrizioni. Ma c'è anche da segnalare la conversazione con Gaia Tortora, da qualche giorno in libreria, con Testa alta e avanti, il libro su Mio padre Enzo, racconta Gaia, prima vittima della gogna mediatica. A 40 anni dall'arresto di Enzo Tortora, uno dei conduttori televisivi più famosi, il 17 giugno dell'83, la figlia Gaia ripercorre le tappe di una pagina molto triste della giustizia italiana. Noi invece ripercorreremo nelle prossime settimane e anche oltre, di nuovo, ma puntualmente,
attualmente in maniera dettagliata, alla luce anche di alcune novità, la vicenda della strage cosiddetta di Erba. Ci sono tante cose da mettere in luce, molte le avevamo messe in luce già tanto tempo fa. Occorre rinfrescare la memoria a molti silenti, perché guarda caso tutti i parlamentari coinvolti non hanno detto B, A, C, Z, niente, nessuna risposta, nessunissima risposta, se non dalla onorevole Matone, ex parlamentare, che è convinta, dice lei avendo letto le carte, che Olindo Romano e Rosa Bazzi sono colpevoli. Chiunque abbia letto le carte si convince facilmente del contrario, perché esistono dati, fatti oggettivi, non invenzioni, non teoremi, ma fatti oggettivi che inducono a dubbi colossali, tanto che metti in fila tutti i dubbi e arrivi a una certezza, che quei due lì non c'entrano assolutamente niente con la strage di Erba. In ogni caso ne riparleremo anche cercando di coinvolgere tantissimi consulenti di altissimo profilo che si sono dati da fare gratis, gratuitamente, per la revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ci hanno messo la loro opera, veramente il fior fiore dell'intelligenza scientifica italiana, e li scopriremo perché parleremo con loro. La cosa è incredibile, non soltanto alla persona comune, ma alla persona esperta, agli studiosi del campo delle neuroscienze, agli studiosi che hanno fatto parte della polizia scientifica, dei RIS, dei carabinieri di Parma, insomma una quantità di consulenti impressionante. Le cose appaiono chiare, chiarissime. Non devono essere chiare soltanto per un po' di parlamentari, e quelli li lasciamo perdere, ma soprattutto per l'opinione pubblica. Non deve sapere il cittadino che è stato commesso un galattico, colossale errore giudiziario. Si può dire? Si può avere questa opinione? Sì, perché si può anche argomentare questa opinione. Se non avete ancora visto lo speciale di Antonino Monteleone fatto per le Iene su Italia 1, andatevelo a cercare perché è un bellissimo riassunto di ciò che non torna in quella vicenda. Tantissime cose non tornano, ma noi ne parleremo dettagliatamente, come abbiamo cercato di fare sempre in questi anni, e non per un altro motivo che non sia quello dell'interesse pubblico collettivo, perché in questa storia, dove ci sono però due vite spezzate da 17 anni e due vite di persone comuni, normalissime, anzi perfino sprovvedute e ingenue, perché sennò non si poteva costruire una macchina così perfetta nella negatività e nell'orrore, al di là delle due vite, che sono cose importantissime naturalmente, ma c'è una questione pubblica che riguarda tutti noi, che riguarda il modo in cui viene gestita la giustizia e il modo in cui mediaticamente vengono raccontate le cose, perché un altro degli aspetti orrendi, atroci, schifosi, si può dire, di questa vicenda è proprio l'aspetto mediatico. Anche su quello avremo modo di soffermarci. Intanto lasciamo le prime pagine. Attenzione, notizia del primo piano di Dago Spia, notizia importante. Rachele Silvestri, la deputata ex 5 Stelle, poi Fratelli d'Italia, incinta, ha rivelato a un giornalista che, allarmata per i post che circolavano sulla chat di Fratelli d'Italia, un mese fa sono stata convocata da Giorgia Meloni. Viene tirata in ballo la premier, il premier, quel che l'è. Le ho detto e ripetuto che erano tutte calunnie, dice la deputata Silvestri. Dopodiché è stata negoziata con l'intervento del premier, con la redazione di Roma del Corriere della Sera, la fatale lettera che Rachele Silvestri ha scritto dicendo che il bebè è tutto suo e del suo Fabio, il marito legittimo, il compagno legittimo e non il potente di Fratelli d'Italia che l'avrebbe ingravidata. In ogni caso, la fatale lettera ha confermato il motto andreottiano, che la smentita è una notizia data 2 volte. Qualcuno le ha detto: caccia fuori il risultato del DNA, il test del DNA, faccelo vedere che dobbiamo verificare. Queste sono le cose importanti. Intanto, a proposito invece di cose banali e irrilevanti, è un'invasione di immigrati, scrive Il Tempo, primo piano, pagina 2. Da venerdì ne sono arrivati 3.200 e ancora di più arriveranno e stanno arrivando in queste ore. La Guardia Costiera è impegnata giorno e notte nei soccorsi di imbarcazioni nel Mediterraneo. Qualcuno ci deve poi spiegare per quale motivo qualche settimana fa la Guardia Costiera decide di far morire delle persone e poi ne salva decine di migliaia di altre, prima e dopo. Qualcuno ce lo spieghi. Vi ricordate, no? Le accuse alla Guardia Costiera, ha fatto morire i migranti. Chissà perché,
solo quella volta lì, poi prima e dopo ne ha salvate migliaia. Comunque l'hotspot di Lampedusa, come giusto che sia tra l'altro, l'hotspot di Lampedusa è al collasso, ospita 1700 migranti, 4 volte la capienza massima. Come è giusto che sia, se vedi qualcuno che rischia la vita in mare, cosa fai? Lo fai affondare? No, lo salvi ovviamente, è una legge elementare. Il problema è che non deve partire il soggetto in questione, no? Molti dicono così. Dovevamo fare il blocco navale, dovevamo fare la collaborazione internazionale, lo sviluppo a casa loro e tutta la compagnia bella. D'altronde non è come dirlo, però non è neanche così facile passare dall'alfa all'omega e viceversa. Ci sarebbero forse dei metodi per far capire a qualcuno che fa affari su questa roba che è finita l'epoca. Purtroppo questi metodi non sono ancora stati implementati. In ogni caso è una vera e propria invasione, scrive Il Tempo di Roma, pagina 2. L'abbiamo sentita tante volte questa parola in tanti anni, con i mezzi della Guardia Costiera impegnati 24 ore al giorno in operazioni di soccorso e salvataggio. Nonostante le promesse dell'Europa, l'Italia si trova ancora una volta da sola ad affrontare l'arrivo dei profughi, aspiranti tali, costretta anche dall'atteggiamento del governo maltese che non interviene anche quando le imbarcazioni in difficoltà si trovano nelle acque Search and Rescue, SAR, di sua competenza, ricerca e salvataggio. La situazione è drammatica. In 4 giorni 3.200 immigrati, 1.700 persone approdate a Lampedusa in 48 ore. L'hotspot di Lampedusa, il centro di raccolta, è al collasso, ha ospiti per 4 volte la capienza. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sul naufragio in acque maltesi con 2 morti e 18 dispersi. Tajani in settimana vola in Tunisia, il ministro degli esteri italiano, per sbloccare gli accordi con il governo. Il paese è in forte crisi economico-politica, da lì stanno arrivando migliaia di disperati verso l'Italia. Sul tema c'è l'intervista di Fausto Biloslavo, pagina 3 de Il Giornale, a Nicola De Felice, ammiraglio in riserva della Marina Militare. Non ha mai avuto peli sulla lingua sull'emergenza migranti, scrive Biloslavo. Sul tema ha dato alle stampe il libro intitolato Fermare l'invasione. E l'ammiraglio De Felice sul tema ritorna oggi su Il Giornale, risponde alle domande di Fausto Biloslavo. Bomba di Pasqua con circa 3.200 migranti già sbarcati o in arrivo. Cosa sta succedendo? Chiede Biloslavo e risponde l'ammiraglio De Felice. Quello che ci si aspettava. Alla prima finestra, anche temporanea, di bel tempo, riprendono le attività dei trafficanti di esseri umani. Mare permettendo, aspettiamoci dai 5.000 agli 8.000 arrivi nel giro di 7-10 giorni. È un'invasione programmata. Da una parte ci sono forze che spingono per mettere in difficoltà il governo, dall'altra nuove instabilità in Libia e in Tunisia. Da venerdì sono arrivati 2.000 coi barchini, soprattutto dalla Tunisia. La Guardia Costiera locale, che ne ha fermati già oltre 14.000 dall'inizio dell'anno, la Guardia Costiera tunisina, fa abbastanza? Mi risulta, risponde l'ammiraglio Nicola De Felice, Il Giornale, pagina 3, mi risulta che la Guardia Costiera tunisina faccia molto. In questi ultimi giorni ci sono stati ben 22 intercettazioni di barche in partenza dalla zona di Sfax. I tunisini fanno il possibile, ma hanno bisogno di aiuto. Bisognerebbe effettuare un pattugliamento congiunto tra le forze navali italiane e la Guardia Costiera tunisina nelle loro acque territoriali. A Tunisi potrebbero essere d'accordo. Prima di tutto però è necessario sbloccare i finanziamenti che chiedono a livello internazionale i tunisini. Ci vorrebbe un patto di cooperazione con la Tunisia da parte dell'Europa. Dalla Tunisia arrivano soprattutto africani subsahariani. Se vengono riportati a terra, che fare? Bisogna, risponde l'ammiraglio Nicola De Felice, creare centri di accoglienza gestiti da forze europee ma sotto il cappello dell'ONU, anche finanziario, per decidere chi ha diritto alla protezione internazionale o all'asilo politico in Europa, non solo in Italia. Per chi non ha diritto vanno attivati con lo IOM, Organizzazione delle Migrazioni legata all'ONU, i rimpatri volontari o forzati nei paesi di provenienza. Con queste nazioni bisogna usare una sorta di moral suasion, esercitare pressioni se necessario. Per esempio rimettere i dazi o ridurre i visti di ingresso e i finanziamenti per la cooperazione e sviluppo, compresa quella militare,
con chi non collabora nel riprendersi i propri cittadini. Stanno arrivando anche 4 pescherecci partiti da Tobruk, 1600 persone a bordo. La Cirenaica è il nuovo hub di partenza della Libia? È un ulteriore hub, risponde l'ammiraglio De Felice, che si somma agli imbarchi dalla Tripolitania. Dall'Egitto è relativamente facile arrivare passando il confine terrestre. Ci sono compagnie aeree private che volano da Siria, Bangladesh, Pakistan, atterrano all'aeroporto di Bengasi, finanziato dall'Unione Europea. Non a caso sono paesi delle stesse nazionalità di chi si imbarca sui pescherecci diretti in Italia. Nessuna possibilità di accordo col generale Khalifa Haftar che controlla la Cirenaica? Bisogna assolutamente trovare accordi con chi comanda in Libia, al di là che sia riconosciuto o meno dall'ONU, in nome del pragmatismo, senza remore, se vogliamo difendere l'interesse nazionale, evitando ondate di migranti. Quanto alle organizzazioni non governative, le ONG del mare, purtroppo ho sempre sostenuto, continuano a fare quel che vogliono. Il nuovo governo sembrava partito bene col decreto riguardante le ONG. Il problema, osserva De Felice, è che non vengono responsabilizzati seriamente gli stati di bandiera. Quasi tutte le navi delle ONG battono bandiere straniere, fanno orecchie da mercante. Bisognerebbe convincere gli stati a togliere loro la bandiera, oppure che portino i migranti negli stati di bandiera come Spagna, Germania, Norvegia. Quali sono le stime per gli arrivi nel 2023 se si va avanti così? Se continueremo a giocare in difensiva arriveranno 200-250 mila, prevede l'ammiraglio Nicola De Felice a Fausto Biloslavo, Il Giornale. Sempre sul Giornale, a pagina 4, c'è un'altra segnalazione sulla questione immigrazione da fare. Parla il premier egiziano Mostafa Madbouli. Per fermare le partenze, l'Unione Europea pensi allo sviluppo del Nord Africa. In Libia serve stabilità, dice il primo ministro, il premier egiziano Madbouli. Se un giovane trova un buon lavoro, preferisce restare nel suo paese. Sulla crisi ucraina vogliamo mantenere relazioni con tutte le parti. Il presidente Al-Sisi ci chiede questo. Quanto alla Tunisia, il ritorno a una buona situazione economica limiterebbe i clandestini. La Turchia, problemi legati al supporto della Turchia ai fratelli musulmani. L'Italia c'è la volontà di far progredire le nostre storiche relazioni, dice. Intervistato da Francesco De Remigis su Il Giornale, pagina 4, il premier egiziano Mostafa Madbouli. E rimanendo al Giornale c'è un'altra intervista da segnalare. Qui invece parla un ex dipendente di una cooperativa, la cooperativa della famiglia Sumahoro, delle donne della famiglia Sumahoro. Si tratta di un ingegnere marocchino, 42enne, Youssef Kadmiri, arrivato in Italia e approdato alla Caribou, a Latina. È la cooperativa, la creatura delle regine dell'accoglienza Liliane Murekatete e Marie-Thérèse Mukamazindo, compagna e suocera del deputato con gli stivali, Abubakar Sumahoro. È proprio Youssef Kadmiri che, ormai a indagini finite, con gli avvisi di garanzia recapitati ai parenti dell'onorevole, racconta la doppia faccia di questa famiglia. In un'intervista oggi sul Giornale a Bianca Leonardi, pagina 5. Ho lavorato con la cooperativa Caribou per 2 anni, con tutta la famiglia Sumahoro, Marie-Thérèse, Liliane e Aline. Sto ancora aspettando lo stipendio. Lavoravo in nero perché rimandavano sempre il fatto di farmi un contratto. Mi dicevano che i pagamenti non arrivavano perché c'erano ritardi di prefettura, comuni e enti vari. Avrei dovuto avere 1.200 euro al mese. Dopo 3 anni, niente. Come si fa a vivere? Come si viveva alla Caribou? Male, racconta l'ex dipendente della cooperativa, l'ingegnere marocchino 42enne Youssef Kadmiri. Non c'era niente, ma la cosa più brutta erano i minori che vivevano lì, lasciati a se stessi per settimane abbandonati. Non c'era acqua, non c'era luce, pochissimo cibo, non avevano vestiti, non c'era nemmeno una lavatrice, non sapevamo come andare avanti. E allora come facevate? Domanda il Giornale. Noi dipendenti, racconta l'ingegnere marocchino che ha lavorato per la famiglia dei Sumahori e per la cooperativa Caribou, noi dipendenti provavamo ad aiutare come potevamo, comprando cibo per tutti, ma non essendo pagati la situazione era drammatica. I minori, parliamo di ragazzini, 14-15 anni, avrebbero dovuto seguire corsi di italiano, percorsi con professionisti, psicologi e insegnanti. L'accoglienza doveva prevedere anche le cure mediche, in realtà le condizioni erano disumane.
per sopravvivere erano costretti ad andare a lavorare e guadagnare qualcosa per mangiare e vestirsi. La compagna di Sumaoro e la madre sapevano, loro venivano sempre al centro d'accoglienza, vedevano la situazione degradante, vedevano che i minori si arrangiavano e andavano a lavorare per pochi euro in aziende agricole o in qualsiasi altro posto pur di riuscire a ottenere qualche euro per mangiare e vestirsi. Ma non hanno mai fatto niente le signore Sumaoro, a loro non è mai importato nulla. Facevano promesse su promesse, a noi di pagarci, con la scusa che non c'erano fondi, e ai minori che sarebbe migliorata la situazione. La procura ha scoperto che i fondi destinati ai migranti venivano usati dalla compagna e dalla suocera di Sumaoro per comprare vestiti molto costosi. Non mi stupisce, dice l'ingegner Kadmiri, ex dipendente della cooperativa Sumaorica. Si sono sempre presentati con abiti firmati di marca. La moglie di Sumaoro è una donna ricca, lo è sempre stata, come la madre Marie-Thérèse. Ho visto anche lui, l'ex lavoratore, insomma l'ex bracciante diventato deputato, Sumaoro, lo scorso anno, qui a Latina, sia alla sede della Caribù, dove aveva anche la sede della sua Lega Braccianti, sia al centro d'accoglienza dove c'erano gli ospiti. Cosa faceva il futuro onorevole Sumaoro? Prendeva la spesa insieme a Michel Rukundo, cognato del deputato, anche lui indagato, la portava ai ragazzi della Caribù. Mi ricordo di averlo visto qui alla sede che se ne andava con un sacchetto da portare ai minori del centro della compagna Liliane. Quindi era a conoscenza di come si viveva lì, come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza acqua né cibo. Lui portava la spesa, ma era sempre poca, una volta a settimana per 10 ragazzi, tipo. C'erano anche bambini piccoli che avevano bisogno di latte, ma il latte non c'era. L'onorevole Sumaoro ha detto di essere stato una volta alla Caribù, ma di non aver visto nulla di strano. Ognuno, conclude l'ingegnere marocchino Youssef Kadmiri, ex dipendente della cooperativa Sumaorica, ognuno dice quel che vuole. Non sono solo io a dire che sapeva tutto, ma per noi dipendenti era chiaro, tutta la famiglia è sempre stata così. Adesso continua a parlare, ma a me chi mi paga? Sumaoro? Così sul giornale di oggi. Mentre a proposito di interviste interessanti, Lirio Abbate intervista su Repubblica Altin Dumani, chi è il capo della procura anticrimine di Tirana, in Albania. Cocaina e criptovalute, il patto di sangue dei clan albanesi con le mafie italiane, infiltrazioni da Palermo a Milano, dossier aperti in Albania. Fanno affari grazie alla corruzione che qui è a livelli altissimi. In 3 anni, dice il procuratore Altin Dumani, in 3 anni abbiamo sequestrato beni per 100 milioni di euro. Una delle indagini ha riguardato il costruttore siciliano Zummo, ha cercato di riciclare 18 milioni attraverso le banche albanesi. I clan albanesi hanno legami con la Sacra Corona Unita Pugliese, con Cosa Nostra, con l''ndrangheta, dal traffico di droga, armi ed esseri umani al riciclaggio, ora all'uso delle criptovalute. Si sono radicati a Roma, Milano, Torino, Firenze, Venezia, Ancona, Pisa e Bari. I clan albanesi spiccano per la violenza e la vasta rete dall'Europa all'America Latina per i traffici di droga. A pagina 15 di Repubblica c'è l'intervista al capo della Procura Speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione dell'Albania, Altin Dumani, uno dei magistrati più esposti in Albania nella lotta ai clan mafiosi che si sono diffusi in Europa e in Italia e sono diventati partner di varie mafie. Come ogni organizzazione criminale, spiega il capo della Procura Anticrimine di Tirana, Altin Dumani a Repubblica, l'obiettivo di questi gruppi, guidati da cittadini albanesi, è l'arricchimento attraverso attività illegali. In questo contesto i loro scopi e obiettivi, anche nell'ambito della cooperazione con i clan italiani, non cambiano, ma mirano ad accumulare denaro in violazione della legge. Le attività investigative congiunte con le autorità giudiziarie italiane rilevano che in Italia ci sono cittadini albanesi coinvolti in fatti criminali che riguardano principalmente il traffico di droga, riciclaggio di denaro, traffico di esseri umani, immigrazione illegale e frodi informatiche. Si sospetta che queste attività criminali siano state svolte in diverse città: Pordenone, Pisa, Lecce, Roma, Milano, Firenze, Venezia, eccetera. Un'inchiesta parallela svolta con i magistrati di Catania ha rivelato che un clan albanese collaborava con persone legate a Cosa Nostra per riciclare una grossa somma
di denaro. Abbiamo indicazioni, dati che condividiamo con le autorità giudiziarie italiane, dalle quali emergono come i gruppi albanesi collaborino con i clan o le mafie italiane. La qual cosa non è affatto nuova, per niente. Torniamo alla politica. Sul Corriere della Sera è imprescindibile, a pagina 8, l'articolo sul personaggio. Chi è il personaggio tra i tanti? Il personaggio è il papà della compagna del leader di Berlusconi, di Forza Italia, Berlusconi, Marta Fascina. Il papà si chiama Orazio Fascina, credo che l'accento sia sdrucciolo lì sulla A, comunque Fascina o Fascina che sia, comunque c'è il padre a fianco di Fascina. Si chiama Orazio, è un ex cancelliere di tribunale che ha messo su anche un'agenzia assicurativa che va molto forte in Calabria, e Berlusconi lo chiama papà, anche se a occhio e croce c'ha meno anni di Berlusconi medesimo, pur essendo Berlusconi il fidanzato della figlia. Nel ristretto giro di persone che hanno accesso al capezzale di Berlusconi al San Raffaele c'è anche Orazio Fascina, il padre della compagna di Berlusconi. Da quando è nato il legame tra Berlusconi e la giovane ex impiegata dell'ufficio stampa del Milan, entrata poi in Parlamento con Forza Italia, appunto Marta Fascina, i familiari della Fascina hanno sempre tenuto un profilo bassissimo, mai una dichiarazione o un commento, mai una foto. Orazio pare non fosse nemmeno presente nel marzo 22 alla simbolica cerimonia nuziale di Berlusconi con Marta. Sebbene tra quanti ebbero accesso all'organizzazione della festa trapelò che nell'elenco degli invitati c'era un Orazio. Nessuna indiscrezione sul cognome, quindi nessuna certezza se il padre della sposa abbia partecipato o no. Che sia stato o meno quel giorno, Orazio a Villa Gernetto, così come la sua ex moglie, che si chiama Angela Della Morte, insegnante in pensione, che sia stato o meno, ha comunque sempre condiviso e approvato la decisione della figlia di stringere una relazione con Silvio Berlusconi e poi trasferirsi in pianta stabile ad Arcore. Orazio poi è andato oltre la semplice approvazione. Con Berlusconi ha stretto una profonda amicizia, scrive il Corriere della Sera. In breve tempo l'amicizia si è consolidata e oggi Berlusconi lo chiama papà, insomma Papi chiama papà Orazio. Nessuna sorpresa tra quanti sono a conoscenza del rapporto fra i due che oggi Orazio Fascina si sia temporaneamente trasferito a Milano per essere accanto anche alla figlia che in questi giorni sta vivendo al San Raffaele. Orazio Fascina oggi non ha impegni di lavoro, nel 2019 è andato in pensione dopo aver lavorato per molti anni come cancelliere al Tribunale di Salerno. Quella di dipendente dell'amministrazione giudiziaria è stata per lui una seconda vita, iniziata quando la famiglia ritornò a Napoli, città di cui il padre di Fascina è originario, dalla Calabria, dove per un periodo Orazio e Angela decisero di trasferirsi, stabilendosi a Melito Portosalvo, cittadina in provincia di Reggio, dove c'erano già altri parenti e che compare come comune di nascita sui documenti di Marta Fascina. A Melito il papà Orazio aveva messo in piedi un'agenzia di assicurazioni che va ancora molto forte col fratello. A proposito di Silvio non ha eredi, lo dice Flavio Briatore, intervistato su Libero da Oara Borselli. Al paese serve lui, soltanto con il CAV l'Italia contava qualcosa all'estero, poi abbiamo avuto gente come Conte, il peggior presidente di tutti i tempi. Ora va cambiata la giustizia. Qualità rare, racconta Flavio Briatore. Silvio per me è un amico geniale, una persona con cui si sta benissimo perché non è mai monotono, è curioso, intelligente, divertente, ironico. È una persona che ti chiede costantemente come stai? Così Flavio Briatore. A proposito di figli, invece, su Repubblica, di padre in figlio i nuovi rampolli del Made in Italy, le dinastie industriali, da Bertelli a Ruffini a Tronchetti Provera, seconde generazioni ai posti di comando. A giorni il secondogenito di Pesenti, Roberto, entrerà nel CDA del gruppo Italmobiliare. La dinastia Prada ha intenzione di affidare la guida del gruppo al primogenito Lorenzo Bertelli. I rampolli Moncler, Pietro e Romeo Ruffini, siedono l'uno nella holding di famiglia, l'altro in Stone Island. Boroli Drago, le deleghe operative della De Agostini sono in mano ai figli Enrico e Nicola, quarta generazione alla guida del gruppo. Poi abbiamo Giovanni Tronchetti Provera, dopo una lunga palestra in Pirelli, dal 17 siede in consiglio di amministrazione accanto al padre Marco Tronchetti Provera. Una nuova leva di giovani imprenditori tra i 30 e i 40 anni, ai vertici delle aziende di famiglia, in vista del passaggio generazionale.
A proposito di interviste, invece, l'abbiamo citata prima, c'è un'intera pagina del Corriere della Sera, pagina 19, dove Ferruccio Pinotti intervista sul caso di Emanuela Orlandi, il promotore di giustizia della Città del Vaticano, il professor Alessandro Diddi, classe 65, affermato avvocato penalista, docente di procedura penale. Oggi incontrerà il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, e la sua avvocata Laura Sgro. Sul caso Orlandi, Papa Francesco e il segretario di Stato cardinale Parolin vogliono che emerga la verità senza riserve, dice in via esclusiva al Corriere della Sera appunto il promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi. Papa Francesco mi ha investito del ruolo di capo di questo delicatissimo ufficio del promotore di giustizia di Città del Vaticano, che sto riorganizzando con 2 magistrati ordinari e 2 applicati. Tra i fascicoli ereditati dal predecessore, il professor Giampiero Milano, ce n'era uno contenente una serie di denunce della famiglia Orlandi sulla scomparsa di Emanuela. Al fine di far definitiva chiarezza sulla vicenda, nel gennaio ho ricevuto dal Papa l'incarico di occuparmi del caso e ho ritenuto di far confluire in un unico fascicolo tutte le informazioni, avendo compreso la rilevanza del materiale che c'era. In concomitanza a questa iniziativa, in Italia è stata istituita una commissione parlamentare di inchiesta. Ci sarà proficua collaborazione tra Italia e Vaticano. Il Santo Padre, il cardinale Parolin, racconta ancora, Diddi, mi hanno concesso massima libertà d'azione per indagare ad ampio raggio, senza condizionamenti, col fermo invito a non tacere nulla. Ho il mandato di accertare qualunque aspetto, in uno spirito di parresia evangelica, di franchezza. Tale approccio è ciò che più conta. Da parte del pontefice c'è stato il desiderio forte di arrivare alla verità su Emanuela Orlandi e la volontà ferrea del Papa e del segretario di Stato è quella di fare chiarezza senza riserve. Qualche iniziale risultato è stato conseguito. Ho appreso che la commissione di inchiesta parlamentare italiana ha il compito di chiedere alla magistratura vaticana, anche con rogatorie, informazioni e approfondimenti. Li forniremo con franchezza. Sulla scorta di tali premesse desidero ribadire l'auspicio che all'esito di questo comune sforzo un giorno possa emergere la verità. Come si articola il suo lavoro? Ha già avuto modo di addentrarsi nelle carte, sono tantissime, le ho lette e analizzate, ci sono acquisizioni interne di carte vecchissime, altre ne sto cercando, testi interni al Vaticano, ma devo precisare una cosa. La premessa, spiega Alessandro Diddi, procuratore del Vaticano, che oggi incontra il fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa nell'83. La premessa è che tecnicamente il mio team e io non possiamo fare indagini in Italia. Per le indagini sul suolo italiano devo interfacciarmi con la Procura di Roma, col nuovo procuratore Francesco Lo Voi. Le relazioni tra le procure sono sempre state cordiali. In questa nuova fase, qualora vi saranno gli estremi, valuteremo la possibilità di inviare al ministro Nordio rogatorie, chiedendo all'autorità giudiziaria italiana di compiere gli approfondimenti necessari. Siamo disposti anche a eseguire eventuali richieste che la Procura di Roma volesse far pervenire a noi. Alessandro Diddi ha partecipato come avvocato al processo Mafia Capitale. Si può affermare che il ruolo della banda della Magliana è importante nel caso di Emanuela Orlandi? Premesso che non posso entrare nello specifico, risponde Diddi, sull'argomento ci sono indagini enormi della Procura di Roma, temo che il ruolo della banda della Magliana nel caso Orlandi sia stato sopravvalutato, sebbene esistano alcune evidenze. La situazione impone però un inquadramento più ampio. Così, in esclusiva al Corriere della Sera, il procuratore vaticano Alessandro Diddi sul caso di Emanuela Orlandi. Tornando invece alla politica politicienne, preoccupa il profilo politico del nuovo PD, a dirlo al quotidiano Avvenire la deputata Paola De Micheli, che ha partecipato alle primarie per la segreteria del PD. Adesso però è tempo di tirare un po' il fiato. Siccome non sarà con noi come al solito perché è negli Stati Uniti, ma ce lo spiegherà lui nella seconda parte della trasmissione, o meglio, dopo le 10 ce lo spiegherà lo stesso Claudio Borghi Aquilini. Una scuola di magia un po' particolare, ascolteremo Claudio Borghi Aquilini da Washington, mi pare, dove per l'Assemblea dei Parlamentari Mondiali, una roba del genere,
E dall'altra parte poi ascolteremo anche una sua intervista su Radio Popolare, ampi estratti, a proposito della sua proposta di legge per gli imbrattatori di muri di opere d'arte, eccetera, eccetera, in nome del clima, dell'emergenza climatica, per punire costoro, insomma. Intanto però poi proseguiamo con la rassegna stampa perché c'è ancora qualcosa da dire tra poco. Nel frattempo, dov'è che ci porta il nostro Federico Borsari, che ringrazio e che saluto in regia, e anche alla curatela del calendario musicale di oggi. Oggi partiamo con, moriva oggi, 11 aprile 1853, a Parigi, il compositore Louis-Emmanuel Jardin. Una cosa assolutamente snob, chic, che solo noi possiamo proporre, quasi nessuno lo conosce. Figlio del violinista Jean Jardin, che era musicista nell'orchestra di corte, ricevette dal padre l'istruzione musicale. Dopodiché insegnò anche al fratello a suonare il pianoforte. Nel 1789, anno chiave, Rivoluzione francese, trova impiego presso il Théâtre de Monsieur come clavicembalista. Dopodiché fa tutto il suo cursus honorum musicale e comunque muore a Parigi nel 1853, proprio oggi, l'11 aprile. Ci ascoltiamo l'Allegro dalla sonata per piano e flauto, opera 13, numero 1. Andiamo in Francia, caro Federico.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ed eccoci qua di nuovo. Allora abbiamo un'extension della rassegna stampa fino alle 10 e poi una piccola scuola di magia, per quanto non in diretta, con Claudio Borghi Aquilini. Intanto vi dicevo, preoccupa il profilo politico del nuovo PD. Lo dice una delle concorrenti alla carica di segretaria sconfitte, Paolo De Micheli, che è arrivata ultima alle primarie, ma non demorde. Preoccupa il profilo politico perché? Perché serve più sintesi a partire dai temi etici, dice De Micheli. L'opposizione si fa generando alleanze non solo nelle piazze. Il giudizio sulle prime scelte di Elly Schlein non mi sembrano scelte unitarie. Mugugni per le scelte di Elly Schlein e la segreteria, la speranza di recuperare la discussione in direzione, eccetera, eccetera. E l'unità delle opposizioni va costruita con 5 Stelle e Terzo Polo su PNRR contro le mosse del governo, eccetera. Sempre per quanto concerne la politica politicante, Giorgio Mulè, intervistato sulla Stampa, il vicepresidente alla Camera di Forza Italia, ex giornalista, direttore di Panorama. Basta professioni di fede verso Giorgia Meloni, non siamo replicanti di Fratelli d'Italia. È sbagliato parlare di successione a Berlusconi, poco rispetto verso di noi da parte di esponenti di Fratelli d'Italia come La Russa, si lamenta Mulè. Per quanto concerne invece così le altre notizie degne di nota oggi, ce n'è una particolarmente simpatica, racconta Paolo Alfieri a pagina 16 di Avvenire, che in Croazia si sono già accorti che con l'euro i prezzi fanno boom, si gonfiano. La banca centrale dice non è colpa dell'euro, è l'inflazione. Tanti è il cane che si morde la coda, si moltiplicano le accuse dei consumatori sulle speculazioni. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda la mitica Italia del passaggio dalla lira all'euro? Aumenti ingiustificati, dicono i cittadini. Il governatore Vujicic parla però di un aumento dello 0,4% dovuto all'euro. La banca centrale croata dice che non è vero. Eppure a noi italiani questa storia dei prezzi gonfiati dopo l'introduzione dell'euro ricorda qualcosa, scrive Avvenire. L'abbiamo trascurato, ma c'è anche un Macron che viene intervistato in via esclusiva da Politico dopo il ritorno dalla Cina e racconta che l'Europa non può seguire gli Stati Uniti. Il presidente francese si fa alfiere di una linea diversa rispetto agli States. Dopo l'incontro con Xi Jinping, Macron chiede una terza via per l'Unione Europea. Perché, dice Emmanuel Macron, non siamo i vassalli di nessuno. Gli europei devono trovare risposta a questa domanda. È nel nostro interesse precipitare la crisi di Taiwan? No. Tanto non è che decide né Macron né l'Europa, ma forse la Cina su Taiwan. In ogni caso, la cosa peggiore sarebbe quella di pensare che noi, europei, dobbiamo accettare le consegne altrui su Taiwan. Cioè su Taiwan diventiamo anti-americani o comunque ci differenziamo. Non possiamo seguire gli Stati Uniti, dice
Macron. Tornando alle cose nostre, nuovo codice degli appalti, cioè le cose italiche, nuovo codice degli appalti, quanta faziosità, scrive su Atlantico Quotidiano Giacomo Canale. Cambia in meglio invece il nuovo codice degli appalti, fortemente voluto da Matteo Salvini, un testo autonomo, subito applicabile, con priorità alla realizzazione dei lavori rispetto alla pura legalità formale che spesso nasconde gare su misura, scrive Giacomo Canale in home page su Atlantico Quotidiano. Dopo la pubblicazione il 31 marzo in Gazzetta Ufficiale del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha suscitato scomposte talora reazioni. La vicenda è paradigmatica della faziosità della stampa italiana, di buona parte della stampa italiana. Il pessimo codice di Renzi e invece il testo subito applicabile voluto da Salvini, con un approccio rivoluzionario alla materia. Si dà priorità al principio di risultato, nella convinzione che lo svolgimento dell'appalto deve avere come compito quello di garantire alla pubblica amministrazione la ricerca e la selezione del miglior offerente affinché il lavoro sia realizzato nel modo più soddisfacente per l'interesse pubblico. Insomma, la concorrenza è lo strumento, non più il fine della disciplina, e l'appalto un mezzo per favorire la realizzazione dell'interesse pubblico. A proposito di grandi opere, il ponte sullo Stretto domani alla Camera, scrive Il Tempo in primo piano, Il Tempo di Roma, pagina 5. Opposizioni in fibrillazione. Il Movimento 5 Stelle presenta una pregiudiziale sulla decretazione d'urgenza. Il Verde Bonelli annuncia un esposto per chiedere a Salvini dove prende i soldi. 7 anni di tempo per finirlo, 10 miliardi di euro di costi, 30 anni di concessione, una campata centrale da 3 km e 200 metri. Domani alla Camera un esame delle questioni pregiudiziali riferite alle disposizioni urgenti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il decreto è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 16 marzo e contiene misure che hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione del ponte. 31 luglio 2024 è fissata la data per il progetto esecutivo dell'opera. Lasciamo con questo anche il Tempo di Roma. Tra l'altro, ricorda il Tempo, il decreto riparte con l'assetto societario della società Stretto di Messina SPA, tra i soci ANAS, l'azienda nazionale autonoma strade statali, 81,8%, Rete Ferroviaria Italiana RFI con il 13%, Regione Sicilia 2,5%, altrettanto Regione Calabria. Capitale sociale 383 milioni. Nel decreto è anche illustrato il rapporto di concessione, il riavvio delle attività di programmazione e i rapporti con il contraente generale, il project manager, consultant, eccetera. A vigilare sull'attività della società sarà il Ministero di Salvini, il Ministero delle Infrastrutture, a cui sarà affidato il compito di costituire un comitato scientifico per consulenza tecnica ai fini della supervisione e indirizzo delle attività tecniche progettuali. 7 anni di tempo, 10 miliardi di euro di costi, 30 anni di durata della concessione dell'opera, a decorrere dalla sua entrata in servizio. Parla Rixi, il vice di Salvini, Edoardo Rixi con Libero, pagina 3, c'è un sindacato che fa politica e va contro l'Italia, dice Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture. Oggi bloccare certe opere significa condannare la nazione alla decrescita felice e al reddito di cittadinanza, dice Edoardo Rixi. Si parla durante l'intervista a Libero delle recenti regionali in Friuli, della Lega, del ponte sullo Stretto, codice degli appalti e dell'accelerazione sulla riapertura dei cantieri, oltre che del partito del no a tutte queste iniziative, i sindacati che vogliono scendere in piazza. Il ponte sullo Stretto. All'inizio avevo molte perplessità, dice Rixi, poi la caparbietà di Salvini mi ha fatto cambiare idea. Grazie a quest'opera si otterranno 2 risultati grandiosi per l'Italia. Il primo, l'Italia tornerà protagonista nel Mediterraneo. Il secondo, con questo progetto il paese tornerà protagonista nel mondo per la sua capacità di vincere sfide complesse. Nei secoli la capacità di essere sfidanti è stata la nostra forza, deve tornare
ad esserlo. Infine il decreto siccità è stato approvato, possiamo sbloccare opere ferme da anni, puntiamo sugli invasi per raccogliere acqua e sistemazione delle perdite nella rete idrica. Stiamo parlando con i gestori delle reti. Abbiamo una cabina di regia per monitorare la situazione. Nel bacino del Po stiamo tenendo sotto controllo il problema del cuneo salino, che potrebbe creare problemi alle coltivazioni, ma i risultati si vedranno nel medio periodo. Quest'anno la situazione è complessa, dice Rixi, siamo impegnati per contenere il problema siccità, gestendo al meglio le riserve idriche disponibili. E lasciamo l'intervista a Edoardo Rixi. Su Repubblica, dicevamo, ci sono 2 pagine sulla transizione energetica e sulla questione delle terre rare in Italia. Un'Italia che riapre le miniere dei minerali dimenticati. Trascurati per anni, sono diventati essenziali per batterie e pannelli solari. Il governo sta avviando la mappatura dei siti. Dal Piemonte alla Lombardia al Veneto, lungo l'arco alpino ce ne sono non poche, poi la Liguria e poi la Toscana, la Sardegna, specie nel centro-sud dell'isola. Insomma, c'è una cartina d'Italia sulle terre rare, 17 metalli di diverso colore, dal grigio all'argento, tra i quali europio, scandio, lantanio. Europio non è male. Essenziale per l'industria tecnologica ed elettronica, questa gamma di materiali è utilizzata per prodotti di largo consumo, dalle TV alla memoria dei computer, ai cellulari e ai generatori di turbine eoliche. Dall'antimonio all'argento, alla barite, bauxite, berilio, cobalto, ferro, fluorite, fosforo, grafite, magnesio, manganese, mercurio, molibdeno, nichel, oro, piombo, pirite, rame, talco, titanio, tungsteno, uranio, zinco e appunto anche l'europio. Lo scandio e il lantanio in Italia ce ne sono abbastanza. Dobbiamo puntare ad essere indipendenti, dice il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, intervistato da Repubblica, per rispondere alla Cina sulle materie prime e sui chip. Indipendenza è la parola d'ordine italiana. Gli standard ambientali saranno al sicuro. Proteste? La transizione non è un pranzo di gala, per dirla con Mao Zedong, niente di meno. Su Atlantico Quotidiano vi segnalo invece il pezzo di Gianluca Spera che ci riporta alla questione della commissione Covid, tentativi di normalizzare l'emergenza e sabotare la commissione Covid. Il nuovo piano vaccini tra moralismo e obblighi. Se si escludono le questioni più controverse, allora la commissione di inchiesta diventa puro esercizio di stile, cioè serve a poco. Mentre sulla questione dei PNRR e degli Eurobond e non solo si sofferma come al solito in maniera molto precisa Giuseppe Liturri. Il pezzo è pubblicato su Start Magazine, startmag.it. Per chi si fosse perso 3 anni di dibattito su Eurobond, Recovery Fund, Recovery Plan, PNRR, Next Generation EU e tutto il resto delle sigle magnificenti di cui si è irresponsabilmente ammantata la propaganda, salvo cadere dal pero nelle ultime settimane e mostrare sorpresa per un piano che non funziona, ecco un diario ragionato proponendo tutti gli articoli scritti seguendo giorno dopo giorno quelle vicende. Era tutto molto chiaro per chi voleva vedere, a meno di non pensare malignamente al dolo. Il percorso ebbe inizio durante le prime settimane di lockdown. Buon viaggio, riassume poi tutto il percorso dal 25 marzo 2020 in tema di PNRR, Eurobond, eccetera, Giuseppe Liturri. È molto utile tutto questo riassuntone, proprio in ordine cronologico, per capire che le cose erano messe storte fin dall'inizio, secondo Liturri. Sul sussidiario.net, analogo argomento, i soldi del PNRR, perché in Italia non decide più il governo, ma Bruxelles. Condizioni, condizionalità, nuove regole fiscali. Ecco come il nuovo piano economico europeo e il PNRR sospendono di fatto la nostra democrazia dell'alternanza, secondo Marco Dani, docente di diritto pubblico comparato nell'Università di Trento. L'agenda del governo, il Consiglio dei Ministri che oggi dovrebbe varare il documento di economia e finanza, la prossima legge di bilancio. Mercoledì il ministro Fitto riferisce sull'attuazione del PNRR al Senato e sulle criticità che bloccano
la terza tranche di fondi europei. Con l'Europa va avanti la trattativa, il commissario Gentiloni si è detto possibilista, ma i veri nodi riguardano l'intreccio di vincoli politici e limiti giuridici che pone notevoli restrizioni al pieno esercizio della funzione di indirizzo politico a livello nazionale, dice il professor Dani al sussidiario.net. Non sarà mai abbastanza sottolineato questo aspetto. La vera posta in gioco non è quella di saper spendere i fondi concordati. Condizioni, condizionalità, vincoli derivanti dalle nuove regole fiscali sono un tutt'uno che lascerà pochissimo spazio alle nostre proposte di rimodulazione del PNRR, così come al DEF Giorgetti Meloni. Così poco spazio che se ci fosse qualcun altro al loro posto le differenze non sarebbero neanche apprezzabili. Così la vede il professor Dani. Insomma, noi abbiamo scarsissima possibilità di fare una cosa autonoma quando si parla di economia e di politica economica. In Italia non decide il governo, ma Bruxelles, sostiene il professor Dani. Sul sussidiario.net vi segnalo, già che ci siamo, un altro articolo interessante di Antonio Pagliano sulla questione della strage di Via D'Amelio, Borsellino alla scorta. Non fu solo Cosa Nostra, dietro il depistaggio la congiura di Stato. Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Caltanissetta parlano chiaro. Il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio fu promosso da uomini delle istituzioni, circondate da un imbarazzante silenzio mediatico. Le motivazioni appena depositate della sentenza del Tribunale di Caltanissetta relative al processo sul depistaggio nell'attentato di Paolo Borsellino e della sua scorta fanno risprofondare l'Italia nel peggior clima delle stragi di Stato, fissando importanti verità storiche, ma sollevando inquietanti interrogativi lontani dal poter essere risolti definitivamente, scrive Antonio Pagliano sul sussidiario.net. Già lo scorso luglio, con la pronuncia della sentenza, era emersa la conferma di uno scenario inquietante. Dalle dichiarazioni di prescrizione di 2 dei 3 poliziotti accusati di aver depistato le indagini sulla strage di Via D'Amelio, si era compreso infatti che la tesi dell'accusa aveva trovato riscontro dalle emergenze processuali. A distanza di 10 mesi sono state depositate alla vigilia di Pasqua le motivazioni, lunghe oltre 1400 pagine, dalle quali emergono 3 passaggi inquietanti, per usare un eufemismo, messi nero su bianco dai giudici. Soggetti estranei alla mafia parteciparono alla preparazione della strage del 19 luglio 92. Non fu Cosa Nostra a far sparire l'agenda rossa di Borsellino e la polizia depistò le indagini costruendo il falso pentito Scarantino. Provando a fare la massima sintesi, i giudici affermano, quanto alla preparazione della strage, che oltre ai tempi della strage, oggettivamente distonici rispetto all'interesse di Cosa Nostra, vi sono altri elementi che inducono a ritenere asfittica la tesi che si arresta al riconoscimento della paternità mafiosa dell'attentato di Via D'Amelio. I giudici precisano che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alle tesi della partecipazione morale o materiale di altri soggetti diversi da Cosa Nostra e o gruppi di potere interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino. Non furono dunque solo i mafiosi a volere la morte di Borsellino. Il tribunale dà risalto alla presenza, riferita dal pentito Gaspare Spatuzza, di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della Fiat 126 imbottita di tritolo, un uomo che il pentito non aveva mai visto e non faceva parte di Cosa Nostra, un uomo che, secondo i giudici, ha un'appartenenza istituzionale, non potendo logicamente spiegarsi altrimenti il fatto di consentire a un terzo, estraneo alla consorteria mafiosa, di venire a conoscenza di circostanze così delicate per i soggetti coinvolti, come la preparazione dell'autobomba destinata all'uccisione di Paolo Borsellino. Il pezzo prosegue, leggetevelo sul sussidiario.net. Intanto, a proposito di altre notizie da dare oggi, a proposito di altri articoli stimolanti, vi segnalo su avanti.it l'articolo uscito
ieri di Francesco Santoianni, gli articoli di Repubblica, ormai è chiaro, li scrive la Pfizer. Fa davvero impressione vedere sulla home page di Repubblica, sotto l'annuncio di un suo ennesimo articolo apologetico sui vaccini, datato 8 aprile 2023, la dicitura con il contributo non condizionato di Pfizer. Perché questa precisazione? Finora il contributo di Pfizer al quotidiano Repubblica era condizionato? Si direbbe di sì, considerando l'esaltazione da parte del giornale degli Elkan del vaccino Pfizer e la demonizzazione, oltre che dell'AstraZeneca, di chiunque mettesse in dubbio la sua efficacia. Vi segnalo poi su Tempi l'ottimo lavoro che sta facendo Leone Grotti, inviato in Nigeria. C'è una testimonianza, audio-video, un filmato, anche un'intervista di Leone Grotti appunto a un testimone, Nathan Thomas Yashim, che racconta la notte in cui i pastori fulani ci hanno bruciati vivi. È la testimonianza di questo residente di un villaggio cristiano in Nigeria, assaltato il 18 dicembre scorso da una banda di pastori musulmani fulani. La testimonianza di Nathan Thomas Yashim, residente del villaggio cristiano di Mallagum 1 in Kadoro, stato di Kaduna, Nigeria. Il villaggio è stato interamente bruciato la notte del 18 dicembre scorso da una banda di pastori musulmani fulani. 28 persone uccise, alcune smembrate con i macete, altre freddate da colpi di fucile, ancora bruciate vive. Prosegue dunque il reportage di Leone Grotti tra i cristiani perseguitati in Nigeria. Per tempi.it, una testata la cui storia a breve racconteremo fin dall'inizio, perché è una bellissima storia quella dei ragazzi, dei giornalisti di tempi.it. Sempre su Tempi c'è un altro capitolo dell'inchiesta in loco in Nigeria di Leone Grotti, la resurrezione di Fifi dopo 5 mesi nelle mani di Boko Haram. Boko Haram è famosa, i pastori fulani musulmani un po' meno, ma insomma stiamo sempre parlando di organizzazioni terroristiche sanguinarie. Una ragazza nigeriana rapita dai jihadisti di Boko Haram racconta a Tempi la sua prigionia, le violenze, gli insulti e quegli strani segni miracolosi durante la fuga. Leone Grotti continua a raccontare impareggiabilmente, utilissimamente per noi lettori, dal vivo in Nigeria questa realtà. Su Tempi poi vi segnalo anche il pezzo di Björn Lomborg, uno degli illustri collaboratori della testata diretta da Emanuele Boffi, Tempi.it, con il suo Copenhagen Consensus. L'ambientalista scettico ha messo insieme un po' di pensatori che non la pensano come il mainstream anche sulle questioni ambientali e climatiche e sulle questioni relative al terzo mondo e via dicendo. Il libero scambio non è il male del mondo, anzi può fargli un gran bene, scrive Lomborg in quest'altro articolo su tempi.it. Nei paesi ricchi l'aumento globale del commercio piace sempre meno, invece questo obiettivo di sviluppo dovrebbe restare in cima alla nostra agenda, lo dicono i numeri. È il 7° articolo della serie di Björn Lomborg dedicata agli studi del suo pensatoio, il Copenhagen Consensus, su come la comunità internazionale potrebbe perseguire degli obiettivi di sviluppo sostenibile che siano davvero pratici, raggiungibili, a differenza di quei velleitari 169 obiettivi di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Se andate su tempi.it vi trovate in home page questo articolo e poi recuperate tutti gli altri, perché c'è una sezione, un dorso dedicato a Lomborg e al Copenhagen Consensus, molto interessante. Vi segnalo infine su scenarieconomici.it l'articolo su Macron, il cinese che vuole sganciare l'Europa dagli Stati Uniti per portarla altrove. E di nuovo su Tempi, a proposito di Francia, Mauro Zanon, corrispondente da Parigi, anche per Libero, il mistero dei soldi spariti dal fondo contro il separatismo islamico intitolato al decapitato professor Paty. 2 inchieste in Francia sollevano dubbi su come l'ex ministra Marlène Schiappa avrebbe utilizzato il denaro raccolto in memoria del professor Paty decapitato. La famiglia dice adesso basta usare il suo nome. Un altro scandalo, insomma. Mentre a proposito di Stati Uniti torniamo a scenari economici, c'è un pezzo ancora in home page sulla questione della stretta creditizia sui mutui, ne abbiamo accennato prima. La domanda: crisi finanziaria in arrivo?
Vi segnalo anche, a proposito di politica estera, la sempre documentata e precisa professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana sull'India, dove i cristiani non trovano pace neanche ai funerali. In India la persecuzione dei cristiani ad opera dei nazionalisti indù è ancora estrema e la Pasqua si è svolta in un clima di intimidazioni. Anche i funerali di una donna convertita al cristianesimo sono stati interrotti dai nazionalisti per 2 giorni. Sempre Anna Bono e sempre sulla nuova bussola quotidiana è autrice di un altro articolo, questa volta ci porta in Africa, il genocidio in Ruanda, non c'è pace 29 anni dopo. Il 7 aprile 94, racconta la professoressa Bono, in Ruanda iniziava il genocidio dei Tutsi. In 100 giorni i soldati dell'esercito governativo Hutu e i paramilitari fecero 940.000 morti. Finito il genocidio, con la presa del potere da parte di Paul Kagame, etnia Tutsi, il conflitto tribale si è trasferito nel vicino Congo, dove continua tuttora a bassa intensità, ma rischia di intensificarsi. Infine, una cosa bellissima, ve la segnalo sulla nuova bussola quotidiana, la recensione di una cosa bellissima. Masaccio, la crocifissione che si può ammirare ai musei diocesani di Milano. L'urlo silenzioso ai piedi della croce, esposta a Milano, ai musei diocesani, appunto, di fianco a Sant'Eustorgio, la crocifissione per antonomasia, dipinta dall'artista toscano che, nello strazio della Maddalena, ha trasposto il grido dell'umanità stanca e tormentata che anela alla resurrezione. Fino al 7 maggio si può vedere quest'opera straordinaria di Masaccio a Milano. Mentre chiediamo troppo ai ragazzi è la domanda alla quale cerca di rispondere il professor Luca Ricolfi. Anche questo è un pezzo che vi consiglio assolutamente di leggere sul sito della Fondazione IUM, fondazioneium.it. Stanno suscitando inquietudine le notizie che negli ultimi tempi parlano di giovani in crisi, specie in ambito scolastico. E fra le fonti di disagio degli studenti spesso sono menzionate le eccessive pretese di insegnanti e genitori, ma anche le ansie e le frustrazioni che possono nascere nel gruppo degli studenti stessi, dei pari, dei giovani. La diagnosi prevalente sembra essere quella che sottolinea l'insostenibilità della pressione competitiva, cioè il fatto che il mondo degli adulti eserciterebbe sui ragazzi questa pressione e chiederebbe loro più di quanto i ragazzi possono dare. C'è del vero in queste letture, ma bisogna distinguere, scrive Ricolfi. I problemi del liceo classico, di cui tanto si parla, riguardano meno del 6% dei ragazzi. Sono di natura molto diversa da quelli degli altri licei e istituti tecnici e professionali. Nella mia lunga esperienza di genitore e docente, quel che mi ha più colpito negli ultimi decenni non è l'eccesso di competitività che si attribuisce al classico, ma un fenomeno per certi versi opposto che si può osservare in ogni ordine di scuola. Per la maggior parte delle famiglie la stella polare in questi anni è il binomio serenità-promozione, cioè l'importante non è che la scuola sia eccellente o il figlio primeggi, ma che sia promosso e non subisca frustrazioni. Se non fosse così, anziché legioni di genitori che se la prendono con gli insegnanti per gli insuccessi dei figli, vedremmo un vasto movimento che chiede alla scuola come mai il livello sia sceso così tanto. Mica tanto vero che chiediamo troppo ai ragazzi, insomma, scrive il professor Ricolfi. Con questo ci salutiamo. C'è un bellissimo pezzo su tempi.it di Caterina Gioielli. Arg, ci mancava la carbonara vegana che sa di amore e di inclusività. Al grido di "la pasta deve unire", Barilla ci rivende come fosse una novità una ricetta horror, condita con retorica multiculturale. Baggianate, la versione della carbonara halal, kosher, finta, sbagliata esiste da sempre, ma se non divide non è carbonara. C'è anche Alessandro Manzoni sul Fatto Quotidiano di oggi che anticipa alcuni stralci della raccolta di lettere epistolare di Alessandro Manzoni intitolata "Io ti ho a scrivere cose sì strane, lettere di un grand'uomo tra casa e bottega", a cura di Alessandro Zaccuri, in libreria con l'editrice L'Orma a partire da venerdì. Pagine 64, prezzo 8 euro. Alcune delle lettere di Alessandro Manzoni. Caro Goethe, vi obbedisco, i maestri, gli amori, la mamma e compagnia bella. Le lettere del Manzoni. Con ciò ci salutiamo veramente. Adesso una versione un po'
veloce, diciamo così, e non in diretta ovviamente, di Scuola di Magia, Claudio Borghi Aquilini. Buon ascolto, buona mattinata. Avete ascoltato la rassegna stampa.